Buongiorno, le principali notizie. A Catania dopo la pioggia, spuntare le buche stradali sempre più profonde che mettono a rischio automobilisti, motociclisti e pedoni. Situazione drammatica in via 6 aprile. Per i forti temporali che hanno causato frane a Motta Camastra e Savoca, crolla la provinciale isolando il paese. Squadre di vigili del fuoco al lavoro tra fango e detriti per mettere in sicurezza la zona. A Messina, fiaccolata per Daniela Zinnanti, uccisa con 30 coltellate dall'ex compagno. La figlia Roberta dice: prometto che avrai giustizia. A Catania, fine della breve latitanza per Maurizio Motta vicino al Clan Mazzei. Dopo la sentenza dell'8 gennaio, la polizia lo ha scovato in un appartamento a Fiumefreddo. I rapilatori scatenati nel Ragusano, assalto a 2 bancomat da Cate e a Comiso, sfondata la vetrina di una gioielleria con un escavatore. A Palermo lo sport per combattere la dispersione scolastica e favorire l'inclusione. Il progetto Tu Mia Mi ha coinvolto 200 studenti. Calcio, qui per sognare, sono le prime parole di William Viali, da allenatore del Catania. Il nuovo tecnico ha indicato la strada verso i play-off. Calcio, ancora il Palermo stecca al Barbera, solo 2-2 contro la Juve Stabia. La squadra di Inzaghi si fa rimontare e non approfitta del pari Monza. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti. E dunque, dopo la pioggia, puntuali, spuntare a Catania le buche stradali che sono vere e proprie voragini, e dunque l'emergenza che mette a repentaglio l'incolumità di automobilisti, motociclisti e pedoni. È una situazione drammatica quella in via 6 aprile. Ci dice tutto Tonino De Mana. Sono scansate una e ne ho presi 4. Come dare torto a questo automobilista che si sfoga al volante mentre percorre la martoriata via 6 aprile? Al di là del maltempo e quindi della pioggia, che sicuramente aggrava un quadro già critico, Catania fa i conti con le buche stradali che somigliano sempre più ai crateri dell'Etna. Ci sono le strade proprio tutte con i buchi, forati, crateri, è allucinante. Attenzioniamo a questa cosa, signor Sindaco. Ho rotto la macchina. Sono 700 cadi e non sai se ti rialzi. Quante volte sei caduto? Tante volte, abbastanza. Situazione critica anche in piazza Galatea, dove le buche sono in agguato, per non parlare delle pozzanghere, autentici laghi che costringono i passanti a salti ed acrobazie per evitare di finire in acqua. E sott'acqua si finisce in via Palermo, dove raccogliamo lo sfogo di questo residente. La situazione è molto grave, io non posso più rientrare a casa, l'acqua è alta quasi quando un piede. E si punta il dito contro la mancata pulizia dei tombini, come dimostra quest'immagine. Sulle strade Groviera di Catania interviene l'assessore comunale alle manutenzioni Giovanni Petralia. Dopo le piogge in campagna spuntano i funghi, in città spuntano le buche. Purtroppo è così, ogni qualvolta ci sono delle condizioni meteo particolari con piogge intense, i nostri manti stradali subiscono gravi danni. Fortunatamente già da qualche giorno abbiamo, in sinergia con il sindaco, deciso di organizzare delle squadre e concentrarle tutte sulle attività di colmatura delle buche. A macchia di leopardo, squadre delle manutenzioni sono impegnate negli immancabili rattoppi. Qui siamo in corso Indipendenza, ma rattoppi sono stati effettuati anche sulla circonvallazione in un tratto asfaltato di recente, segno evidente che qualcosa non funziona. E i forti temporali di questi giorni hanno causato frane a Motta Camastra e Savoca. Siamo nel Messinese. Crolla la provinciale isolando il paese. Squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando tra fango e detriti per mettere in sicurezza la zona. Roberta Lunghi. Il maltempo delle ultime ore ha lasciato il segno nel Messinese, dove le piogge hanno aggravato la fragilità del territorio. È emergenza a Motta Camastra, dove una frana ha letteralmente spezzato in 2 l'unica arteria principale di collegamento con il paese. Il cedimento improvviso di un muro di contenimento ha fatto collassare circa 40 metri della strada provinciale 6, lasciando il centro abitato in condizioni di isolamento critico. Oggi si passa soltanto da una strada alternativa stretta e precaria, inadatta ai mezzi di soccorso e ai collegamenti essenziali. Una situazione che preoccupa il primo cittadino. La cittadina si è un po' preoccupata perché lei si immagini l'accesso ai vigili del fuoco al momento è impedito se ci fosse un'emergenza di questo tipo. E quindi come facciamo ora nei prossimi mesi? Ora andiamo verso l'estate, quindi problema incendi.
Residenti in allarme, così come gli insegnanti fuori sede che hanno paura di raggiungere il posto di lavoro. Mi ha chiamato ieri sera la presa dicendo che sono in allarme, però io gli ho assicurato che questa strada già 2 anni fa, quando ci fu l'altro evento, è stata utilizzata per gli insegnanti e quindi non capisco il motivo perché devono sempre evitare di venire a Motta perché hanno il loro lavoro qui. A Savoca, sempre nel Messinese, nel centro storico una frana ha reso necessaria la chiusura dell'area interessata con accesso vietato per motivi di sicurezza. Dal tardo pomeriggio di ieri, squadre dei Vigili del Fuoco di Messina ed Enna sono al lavoro per la rimozione dei massi e la messa in sicurezza. La massa di fango e detriti ha travolto un furgone che era fortunatamente vuoto. Non ci sono feriti, ma resta alta l'allerta in tutta la zona. A Messina adesso ieri la sera la fiaccolata in memoria di Daniela Zinnanti, uccisa, lo sapete, con 30 coltellate dall'ex compagno, e durante il funerale che si è svolto sempre ieri la figlia Roberta dice: prometto che avrai giustizia. Francesco Triolo. Prima il funerale, le lacrime, le parole forti della figlia Roberta. Prometto che ti darò giustizia, andrò avanti in tuo onore, ha detto. L'abbraccio della città all'uscita della bara dal Duomo, poi in serata il silenzio, il cordoglio, con una fiaccolata a Piazza Duomo. Così Messina ha ricordato Daniela Zinnanti, la 50enne uccisa il 10 marzo dall'ex compagno. Candele accese, fiori e striscioni, Messina insieme contro il femminicidio. È un abbraccio commovente, una presenza muta, tutti in piazza, tutti uniti nel ricordo. C'è ancora la figlia, Roberta, con la foto incorniciata della madre stretta tra le mani. C'è il nipote, accanto a loro le associazioni, gli amici, i cittadini che vogliono dire no, ancora una volta, alla violenza sulle donne. Parlano le associazioni, sullo sfondo del sagrato una grande immagine di Daniela sorridente, a terra, la scritta, libere di vivere, non di morire, quello che Daniela Zinnanti non ha potuto fare. Blitz antimafia e fine della breve latitanza per Maurizio Motta, vicino alla clan catanese dei Mazzei. Dopo la sentenza dell'8 gennaio, la polizia lo ha scovato in un appartamento a Fiumefreddo. Sentiamo. La sua latitanza è durata soltanto 3 mesi. I poliziotti già da tempo sulle sue tracce lo hanno scovato in un nascondiglio a Fiumefreddo di Sicilia. Per Maurizio Motta si sono aperte le porte del carcere dopo la sentenza emessa l'8 gennaio scorso che lo ha condannato a 13 anni e 10 mesi per associazione mafiosa e per altri reati. Da quel giorno Motta, 57enne esponente del clan Mazzei, si era reso irreperibile, ma gli agenti della squadra mobile della questura di Catania, grazie al supporto tecnologico dei colleghi in forza alla centrale operativa, sono riusciti a scoprire dove si nascondeva e lo hanno arrestato, notificandogli l'ordine di esecuzione della pena emesso dalla procura di Catania. I poliziotti, dopo essere riusciti a individuare l'appartamento dove il latitante si nascondeva a Fiumefreddo, hanno circondato lo stabile e hanno fatto poi irruzione all'interno della casa. L'uomo, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata e di carte di credito sulle quali sono in corso accertamenti. E al vaglio della procura di Catania la posizione del proprietario dell'immobile dove il condannato è stato trovato e catturato. E si trovava nel carcere di Torino il 62enne Bernardo Pace, che si è tolto la vita in cella. Era stato condannato a gennaio a oltre 14 anni nell'ambito del processo Idra sull'alleanza tra Camorra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, e per il quale aveva cominciato a collaborare con gli investigatori. Per questo potrebbe essere aperto un fascicolo tecnico per istigazione al suicidio. Notte di terrore nel Ragusano tra Comiso e Acate, nel Mirino una gioielleria e 2 sportelli bancomat. Veronica Barbarino. Notte di paura nel territorio epparino, dove 2 distinti episodi criminali hanno colpito Comiso e Acate, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione tra i residenti. 2 i furti. Il primo si è registrato intorno alle 3:30 del mattino a Comiso, quando il forte rumore di un escavatore ha svegliato i residenti della zona. I malviventi con il mezzo pesante hanno sfondato la vetrina e la saracinesca di una gioielleria, ma nonostante la devastazione si sono dati alla fuga, senza riuscire a entrare all'interno del negozio.
Uno shock per il proprietario dell'attività, che ha accusato un malore che ha reso necessario l'intervento dei sanitari del 118. Poco lontano, mezz'ora dopo, intorno alle 4, un secondo colpo veniva messo a segno. Questa volta da Cate, dove un gruppo di 4 persone, uno dei quali è armato, ha preso di mira gli sportelli ATM della banca Unicredit. Anche in questo caso i malviventi hanno utilizzato una ruspa per tentare l'assalto. Secondo una prima ricostruzione, il comando avrebbe pianificato nei dettagli la fuga, utilizzando diversi mezzi. Si contano infatti 4 automobili e un furgone, con cui si sono dileguati rapidamente in direzione del castello di Biscari. Per rallentare le forze dell'ordine, i criminali hanno bloccato la strada tra Vittoria e Acate con un mezzo pesante. Questo ha provocato un incidente che ha coinvolto una pattuglia dei carabinieri diretta sul posto. I militari, fortunatamente, hanno riportato solo lievi ferite. Le indagini sono attualmente in corso. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle 2 zone nel tentativo di identificare i responsabili di una notte che ha scosso l'intero territorio. La Guardia di Finanza di Agrigento ha scoperto e sequestrato 9.000 litri di gasolio chimicamente alterato in un impianto di distribuzione. Il carburante aveva un punto di infiammabilità inferiore rispetto alla temperatura prevista dalla norma a causa dell'aggiunta di solventi, benzine e oli vegetali esausti. Il gestore dell'impianto è stato denunciato per frode in commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. E invece a Catania, sempre le Fiamme Gialle hanno sequestrato in 2 distinte operazioni 11.000 capi accessori contraffatti. Sentiamo Simona Mazzona. Gucci, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Guess, Yves Saint Laurent, Prada, marchi griffati a volontà, borse oggettistica come gli originali, ma era tutto falso. La Guardia di Finanza di Catania in 2 distinte interventi ha sequestrato oltre 11.000 capi accessori di abbigliamento contraffatti. Nel primo caso i controlli hanno riguardato alcune bancarelle in centro storico, nella zona di Corso Sicilia, che occupavano gran parte di un marciapiede. Alla vista dei finanzieri il gruppo di ambulanti è fuggito, disperdendosi tra la folla della fiera cittadina. I militari hanno sequestrato borse, cinture, portafogli e maglioncini riportanti marchi contraffatti, oltre a circa 150 CD e DVD pirata di album musicali e film attualmente proiettati nelle sale cinematografiche. Una seconda operazione ha riguardato un deposito nella zona commerciale di Mister Bianco, appartenente a una società amministrata da una cittadina cinese, dove le Fiamme Gialle etnee hanno trovato oltre 10.000 capi d'abbigliamento con marchi contraffatti riferibili a noti brand di alta moda. Anche qui tutti i prodotti sono stati sequestrati, mentre il rappresentante legale della società è stato denunciato. Individuato e denunciato il conducente del mezzo pesante che ieri mattina ha provocato il maxi tamponamento sull'autostrada 20 tra gli svincoli di Villafranca e Milazzo, coinvolgendo oltre 50 veicoli. È un autista professionale pluripregiudicato di una ditta campana alla guida di un auto articolato privo di revisione che, perdendo gasolio, ha reso vicida la tratta autostradale in diversi punti, causando la perdita del controllo dei veicoli diretti verso Palermo. E fa sapere così appunto la Polizia Stradale di Messina. L'uomo è stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti ed è stato sequestrato il mezzo. Adesso veniamo alla candidatura di Catania a Città della Cultura. Rivolgiamo i migliori auguri alla città di Ancona per aver conseguito il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, affermandosi tra le 10 città finaliste di cui Catania è stata parte attiva. Così il sindaco di Catania, Trantino, commentando l'esito della selezione ministeriale. Il percorso intrapreso non si ferma, dice Trantino, la candidatura non era un punto di arrivo, ma un metodo, una visione strategica per la città che intendiamo portare avanti con determinazione, anche lavorando al piano partecipato della Cultura 2038. Breve pausa, poi andremo a Palermo. Oggi Cateno De Luca ha presentato il suo movimento. Parte il percorso del governo di liberazione di Cateno De Luca. Il sindaco di Taormina ha presentato oggi la sua idea per la Sicilia, aprendo al campo largo e sperando in elezioni anticipate entro quest'anno. Manlio Viola.
Lo aveva promesso già a Caltagirone, indicando anche la data del lancio del suo governo di liberazione, e così è stato. Cateno De Luca lancia oggi il suo programma. Lo fa con un appello a tutte le forze progressiste, chiedendo anche di liberarsi dai partiti romani. Io lancerò un appello trasversale agli uomini e alle donne di buona volontà. Con Costa abbiamo interloquito, chissà, potrebbe essere nel governo di liberazione l'assessore alla sanità. Non mettiamo limiti anche da questo punto di vista, però la sua presenza è un apprezzamento che connota quello che è la nostra strategia civica, autonomista e progressista. Questi sono i 3 pilastri che caratterizzeranno il governo di liberazione. Ma vincere è una cosa che non si può fare da soli in questo sistema elettorale, e De Luca pensa già ad elezioni anticipate entro quest'anno. Io ritengo che le primarie sono sicuramente un metodo che consente di amalgamare per bene una comunque strategia che ha varie sensibilità e che impone oggi un senso di responsabilità per aprire una nuova fase, che è una fase costituente in relazione a quelle che sono riforme strutturali da fare, revisionare il nostro statuto, ma soprattutto staccare la Sicilia da una schiavitù politica romana che si può fare solo in un modo: 36 deputati che firmino le dimissioni e si va ad elezioni entro ottobre del 2026. Un'apertura, quello del leader di Sud Chiama Nord, anche al PD. Al segretario Barbagallo riconosce onestà intellettuale, ma lancia anche un allarme. Si pone oggi il tema del metodo, ed è ciò che oggi col governo di liberazione vogliamo porre anche al cosiddetto campo largo, che può diventare un campo vastissimo o potrebbe diventare un campo santo. Apertura sì, dunque, e voglia di campo largo, ma il metodo è sempre quello dello stile di Cateno De Luca. A Palermo lo sport diventa uno strumento concreto per combattere la dispersione scolastica e favorire l'inclusione. Il progetto Tu Mia Mia all'Istituto Comprensivo Perez Madre Teresa di Calcutta ha coinvolto 200 studenti per avvicinare culture diverse e creare nuove opportunità. Desira Ferlito. Circa 200 studenti coinvolti, 30 dei quali in maniera continuativa. Sono i numeri del progetto sportivo Tu Mia Mi, attiva all'Istituto Comprensivo Perez Madre Teresa di Calcutta di Palermo, in un contesto segnato da fragilità sociali. Un'iniziativa pensata per favorire inclusione, aggregazione e crescita personale, offrendo ai ragazzi uno spazio pomeridiano alternativo e formativo. Questo sicuramente è un valore in più. Lo sport unisce, lo sport fa crescere, lo sport migliora l'inclusione e chiaramente per noi è fondamentale. Protagonista del progetto anche il badminton, disciplina introdotta grazie alla collaborazione tra Life and Life e l'associazione sportiva Piume d'Argento. Abbiamo coinvolto tantissimi bambini e bambine in questo sport, che stanno portando avanti e che stanno facendo con grande sacrificio e con grande comunque interesse. Finanziato dall'assessorato regionale della famiglia, politica e sociale e lavoro, Tu Mia Mi ha scelto il badminton anche per la sua diffusione tra gli studenti di origine bengalese presenti nell'istituto, per valorizzare le culture nelle scuole e favorire l'inclusione attraverso lo sport. Un'iniziativa che guarda lo sport come strumento educativo e sociale, capace di creare opportunità e costruire futuro. Breve pausa, pagina dello sport, il calcio. Oggi è stato presentato ufficialmente William Viali, il nuovo allenatore del Catania. Invece per il Palermo un pareggio amaro con la Juve Stabia. William Viali, il nuovo allenatore del Catania, è stato presentato in mattinata dalla dirigenza rossa-azzurra. Ha parlato del calcio che vuole fare, delle sue idee tattiche e di quello che vuole consegnare al gruppo in vista dei play-off. Ecco le sue prime dichiarazioni nel servizio di Marco Carli. Gavetta, quella che ha fatto in carriera, ed elasticità nella sua interpretazione del calcio sono le due parole che caratterizzano William Viali nella conferenza stampa di presentazione in cui è stato accompagnato da Grella, Zarbano e Pastore. L'allenatore non guarda le scadenze di contratto che lo legano al club fino al giugno 2027. Onestamente non sono in cerca di un contratto, sono venuto qui per sognare. Questo è il mio obiettivo. Pretendo dai miei calciatori, perché ce l'ho io, una grande ambizione. Per me il Catania calcio sono questi 3 mesi.
La dirigenza parla della scelta su Toscano, maturata nel tempo e non nell'ultima partita. Poi si torna a Viali, la difesa a 4 è nelle corde del tecnico, ma Cosenza ha giocato a 3. Quello che gli chiede anche la dirigenza è un gioco propositivo. Che è un po' la mia caratteristica, delle mie squadre, di quello che faccio normalmente nella mia metodologia, una cosa che a me piace, e perché credo che questa squadra abbia un potenziale offensivo di un livello altissimo per questa categoria. La corsa di Viali è incominciata, l'obiettivo sono i play-off. Io sono un allenatore molto elastico nei numeri, cioè mi piace che i miei calciatori sappiano muoversi molto dentro il campo per mettere in difficoltà l'avversario e cercare di avere una fluidità di gioco più semplice. Tutti sanno e devono sapere che quando vengono a Catania in Serie C, per la storia, per i nostri tifosi, bisogna competere per vincere, questo è assodato. Ma non deve essere un assillo, perché l'assillo può portare anche a limitare le prestazioni del singolo. Il Palermo pareggia al Barbera 2-2 con la Juve Stabia, prestazione incolore per la formazione siciliana che non approfitta del pari del Monza. Per i rosanero, gol di Poyampalo su rigore e Bani. Marco Gullà. Cortocircuito, il Palermo al Barbera non riesce a mettere dentro la 10ª vittoria consecutiva in casa. Contro la Juve Stabia finisce 2-2 e i rosanero sciupano la grande occasione di accorciare verso il Monza che ieri ha pareggiato a Reggio Emilia. Nel turno infrasettimanale il Palermo quindi arresta ulteriormente la sua corsa dopo la debacle di Monza. Una vittoria avrebbe riacceso la speranza di promozione diretta e invece adesso la formazione di Inzaghi rischia di vedere scappare anche il Frosinone che se dovesse battere oggi il Bari andrebbe a più 4 sui siciliani. Una partita rocambolesca quella di ieri sera. Il Palermo è apparso flaccido e con poche idee, senza quel carattere che Inzaghi ha tanto elogiato in queste ultime settimane. Andiamo alla cronaca. Al nono Okoro viene atterrato in aria da Ioronen in uscita e il direttore di gara segna calcio di rigore. Dal dischetto Leone fa 0-1. Il Palermo senza Ranocchi arranca, gioca a rallenti. I campani invece vanno di ripartenza. Al 40° rosanero però vicini al pareggio. Il colpo di testa di Segre quasi dal limite dell'area si infrange sull'incrocio dei pali. Inzaghi nella ripresa mette dentro l'Eduaron, la squadra inizia a girare meglio. Al 60° fallo di Confente su Bani, l'arbitro viene richiamato al VAR e assegna calcio di rigore che Poyampalo trasforma con freddezza. 1-1. L'inerzia cambia, dopo pochi minuti Ceccaroni colpisce la traversa ma trova pronto Bani che con un tap-in vincente di petto fa 2-1. Cambia tutto, ma non è finita. Il Palermo appare fragile in difesa e così Mosti, lasciato tutto solo, la mette al volo sul secondo palo per il 2-2 definitivo. Doccia gelata per il popolo del Barbera nel finale. L'assalto rosanero non porta a nulla, un pari amaro per la banda di Inzaghi. A Piano Provenzana si è svolto il Memorial Gioacchino Russo Morosoli. Dopo 8 anni l'Etna di nuovo protagonista di gare federali. Orazio Longo. Una gara di slalom gigante organizzata dallo Sci Club Mareneve di Linguaglossa con la partecipazione di atleti di tutte le categorie. La pista anfiteatro di Star Etna a Piano Provenzana ha fatto da palcoscenico alla manifestazione sportiva dal titolo Memorial Gioacchino Russo Morosoli. Lo sci agonistico di nuovo protagonista sulle piste di Etna Nord. Dopo 8 anni il vulcano attivo più alto d'Europa è tornato a essere sede di competizioni federali. Io ringrazio gli organizzatori per avere anche quest'anno pensato di intitolare questa gara sciistica alla memoria di mio padre che tanto si è speso per tutta la vita per creare tutte queste realtà che ci sono sull'Etna con gli impianti di risalita, le stazioni escursionistiche e la stazione sciistica. La tanta neve presente ha reso più agevole l'organizzazione dell'evento. Per i partecipanti alle gare, oltre all'agonismo, anche l'emozione di sciare in un paesaggio unico al mondo. È tutto, vi ricordo la prossima edizione del nostro telegiornale alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.